Va bene, va bene. Allora, in realtà la verità è che il mondo maschile e il mondo femminile difficilmente troveranno un punto di incontro. Ci proviamo da 2000 anni. Forse quello che dovremmo fare è metterci realmente un po' uno nei panni dell'altro, no? Allora, per esempio, se tu fossi femmina, che cosa faresti? Io sono femmina, amore. Ogni tanto me lo dimentico. Se io fossi maschio, sceglierei un po' di più la donna giusta. Se io fossi femmina, la darei a tutti! Se io fossi maschio, durerei un poco più di 1 minuto e mezzo. Addirittura ovazione. Grandi donne soddisfatte questa serie. Se io fossi femmina, proverei a raggiungere l'orgasmo in quel minuto e mezzo. E apprezzerei l'impegno maschile perché non è facile. Se io fossi maschio non farei apprezzamenti su Belen con la mia donna accanto. Se io fossi femmina, sarei Belen. Se io fossi femmina, giurerei amore eterno al mio maschio. Se io fossi maschio mi indebiterei tutta la vita pur di pagare la nostra casa. Se io fossi femmina e comunque un giorno ci dovessimo lasciare, la casa la lascerei al maschio, visto che si è indebitato tutta la vita, capito? Se io fossi maschio, le mie gioie, i miei dolori, le mie sofferenze vorrei condividerle con la mia donna. Se io fossi femmina, il ciclo, le menstruazioni, le gravidanze me le terrei per me, io non condividerei niente. Se io fossi maschio vorrei vivere per tutta la vita con la mia donna e fare 5, 6, 7, 10 figli! Una caserma, facciamola una caserma! In ogni modo, qualsiasi cosa voi vogliate fare, sia che siete maschi, sia che siete femmine, che volete 1, 2 o non vogliate nessun figlio, l'importante è che lo facciate in maniera cosciente, quindi informiamoci e scegliamo quello che vogliamo con la massima libertà. Esatto, quindi grazie.